in collaborazione con Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Pro e contro la separazione delle carriere tra giudice e pubblico ministero sono stati al centro di un confronto organizzato ad Olbia dal procuratore del Tribunale di Tempio Pausania, in veste di arbitro, Gregorio Capasso. Tra gli ospiti giuristi, avvocati, esperti di diritto e l'ex ministro di Grazia e Giustizia, Claudio Martelli. Purtroppo la sinistra italiana si è via via sempre più identificata con l'atteggiamento dell'accusa che non con quello dell'imparzialità, sbagliando profondamente, perché la cultura di sinistra dovrebbe essere la più attenta alle garanzie dei diritti dei cittadini e non invece a fare corpo morto in realtà, appesi alle iniziative dei pubblici ministeri, specialmente quelle che colpiscono gli avversari politici. Questa non è sinistra, questo è giustizialismo. Il giustizialismo, da quando è stato inventato nell'Argentina di Perón, che era un dittatore di destra, è sempre una storia di destra, il giustizialismo. Però paradossalmente in Italia fa eccezione, perché è diventato una parte dell'identità della sinistra, quella comunista che si sperava scomparsa, ma certe purtroppo idee tornano anche dopo tante stagioni. Ma ora cosa succede dal suo punto di vista? Questa separazione delle carriere sarà davvero inevitabile e sarà il governo di destra a chiudere la partita? Ma guardi, a me non interessa il colore dei governi, certo è che è un trentennio che si dibatte su questo discorso della separazione e credo che siamo arrivati a un punto che sarà difficile tornare indietro. Io non ho la sfera di cristallo, non so dire adesso se sarà un bene o un male per la giustizia. Certo è che ci sarà un cambio importante dell'assetto ordinamentale che poi vedremo che tipo di risultati darà. L'avvocatura ha sempre spinto in quest'ottica ai fini di garantire il giusto processo, la politica per altro verso ha spinto per cercare in qualche modo di ridurre il pubblico ministero, comunque di direzionarlo in un alveo di parte, quindi distanziandolo dal giudice. Io per quanto mi riguarda, ecco, la risposta non ce l'ho, quello che voglio, mi sento solo di dire che non lo voglio fare come capopopolo perché mi rispetta, noi abbiamo organizzato un convegno su un tema così importante in autonomia e sganciati da vincoli associativi, però ecco, quello che voglio dire all'esterno: abbiate più fiducia nella magistratura, perché la testimonianza dell'organizzazione di questo convegno, come tante altre cose che abbiamo fatto, la giornata di legalità, io l'ho fatta insieme al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quindi non c'è distanza, c'è rispetto, pur nella diversità dei ruoli, c'è stima e ognuno fa il proprio lavoro e lo fa con coscienza e professionalità, quindi io credo che bisogna restituire dignità e autorevolezza all'operato di tutta la magistratura. Poi si può discutere sul sistema, magari diciamo nel disegno di legge diciamo anche che diciamo la verità, nell'ottica della separazione viene scritto che viene mantenuta l'autonomia e l'indipendenza del pubblico ministero, e questo certo è un passaggio molto molto importante e significativo. Onorevole, il dibattito sulla separazione delle carriere è un dibattito lungo, pesante, forse anche logorante, però sembra che la strada sia segnata. La pensa così? Me lo auguro, bisogna
sempre ricordare che i passaggi parlamentari quando si tocca la Costituzione sono lunghi e complessi, però io spero proprio che sia la volta buona. È una esigenza che è l'inevitabile conseguenza del nuovo codice di procedura penale che stabilisce la parità tra le parti, l'accusa e la difesa nel processo, e il giudice imparziale, diverso sia dagli avvocati sia dagli accusatori, cioè dai pubblici ministeri. È un'esigenza che Giovanni Falcone, mica solo lui, ma insomma per dico il nome più autorevole, avvertiva e ha testimoniato scrivendo saggi e articoli su questo punto specifico, sulla necessità di separare le carriere tra magistrati del pubblico ministero e giudici. Anche perché è previsto assolutamente un secondo CSM soltanto per i pubblici ministeri e quindi insomma l'autonomia dovrebbe essere blindata. Ma lei mi fa un'altra domanda da mille e una notte, perché sì, diciamo chiaramente la separazione delle carriere comporta automaticamente la costituzione di due organi di autogoverno. Il problema è un po' anche le modalità di selezione, perché viene sottratto, diciamo, la scelta e l'elezione dei componenti togati alla magistratura, è riservata ad un sorteggio. Chiaramente questo discorso, i fautori di questa ipotesi dicono che questo evita il correntismo, no? ed evita come dire, la designazione per correnti dei componenti del CSM. Però è anche, credo che tutti coloro che vogliono eleggere un proprio rappresentante, insomma, hanno un proprio rappresentante in un consesso, abbiano il diritto di eleggerlo, quindi su questo magari ci sarebbe da discutere, da approfondire molto. Diciamo che la separazione dei due CSM è un discorso ulteriore rispetto alla separazione, anche se naturalmente connesso alla separazione delle carriere dei magistrati. Quello che conta alla fine è che la giustizia venga incontro al cittadino in maniera più lineare e soprattutto più veloce. Ma questo, diciamo, questo discorso riguarda più che altro i mezzi, delle risorse e la razionalizzazione, diciamo, degli uffici giudiziari sul territorio nazionale, quindi una migliore distribuzione e soprattutto un'implementazione di nuove strutture e di risorse e mezzi adeguate. Diciamo che il discorso della separazione dobbiamo vedere poi sul campo se è più funzionale a una giustizia più rapida e più efficiente. In realtà, ripeto, poi questo viene, come dire, incontro alle richieste, alle esigenze di parità delle armi davanti al processo, perché questo è un vecchio cavallo di battaglia dell'avvocatura che, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, dice vabbè, il processo, c'è scritto che il processo è pari, ma di fatto non è pari, perché il giudice e il pubblico ministero sono troppo vicini, fanno la stessa carriera, prendono il caffè assieme, fanno i corsi di formazione assieme, e quindi sono contigui. Questo è il discorso di fondo, e quindi, diciamo, ecco, il discorso dell'efficienza attiene poi anche al meccanismo proprio più strettamente processuale e alla dotazione di mezzi e di risorse adeguati per fronteggiare il problema giustizia. Nuovo Toyota CHR. Scegli di distinguerti. Ogni scelta conta. Sinceramente tua. Gruppo Ena. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Esiste una terra famosa per il suo dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio,
Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. La terza edizione di Un mare di emozioni, progetto che mira a offrire gratuitamente agli associati dell'ANMIC la possibilità di godere della spiaggia del Poetto, gratuitamente e in totale sicurezza. Viene riproposta nel 2024 con una novità di rilievo, il raddoppiamento delle postazioni da 10 a 20. Con il doppio turno di servizio riesce ad offrire alloggio in spiaggia ai più associati ogni giorno con i relativi accompagnatori. Dal 15 giugno al 10 settembre le postazioni sono a disposizione degli oltre 5.000 dell'Associazione Cagliaritana del Terzo Settore. Il progetto è stato presentato alla stampa allo stabilimento Golfo 7 del Poetto di Cagliari. La sede dell'iniziativa ha la presenza del presidente regionale ANMIC Fabrizio Rodin e di Tina Abis, direttrice del Golfo degli Angeli. La convenzione è nata grazie al desiderio di un concreto impegno affinché la balneazione diventi un diritto e non un lusso per tutte le persone con disabilità, anche alla luce dei numerosi studi scientifici che hanno sottolineato l'importanza che il mare riveste per la salute delle persone di tutte le età. Mettere a disposizione spazi fruibili e senza barriere architettoniche è un presupposto indispensabile per regalare a tutti la possibilità di godersi la spiaggia. È ancora lontano l'obiettivo che ogni struttura balneare abbia la disponibilità di servizi privi di barriere architettoniche. Una città come Cagliari, che vanta un'estensione di 9 km di spiaggia, ancora pochi sono le strutture adatte veramente a tutti, ed è per questa ragione che l'ANMIC ha deciso di adoperarsi per mettere a disposizione degli spazi riservati, sicuri e accessibili a tutti gli associati. Sì, per tutti i nostri associati della provincia di Cagliari quest'anno mettiamo a disposizione 20 ombrelloni con 3 postazioni ognuno per tutta l'estate. Saranno 100 giorni in tutto e questo permetterà poi alle persone con disabilità e ai loro familiari di avere un momento di svago, di serenità e di mare. Un incremento che è dato anche dalla possibilità di far fruire la spiaggia del Poetto a tutti, anche a chi è portatore di disabilità. Noi ci rendiamo conto, abbiamo già seguito questo tipo di aspetto da alcuni anni insieme al Golfo degli Angeli, ma ci rendiamo conto che le cose più semplici sono quelle che funzionano. Si tratta di passerelle di legno posizionate in modo tale da poter dare questo tipo di servizi. Difficile in altre postazioni del Poetto non installarle. ANMIC quest'anno, ormai per il terzo anno consecutivo, con la collaborazione della cooperativa Golfo degli Angeli, ha voluto portare avanti questo progetto. C'è una piena accessibilità per tutte le persone con disabilità e non.
che dalla strada, che tra l'altro è servita con parcheggi e trasporto pubblico locale del CTM, dalla strada si può arrivare direttamente al mare con delle passerelle di legno che permettono a tutti di poter arrivare al mare e alle postazioni con gli ombrelloni. Su questo ci siamo impegnati molto, penso che in futuro tutti gli stabilimenti possano e debbano essere di questo tipo, in modo da poter permettere a tutti una completa fruibilità. La cooperativa Golfo degli Angeli opera nel settore dei servizi balneari fin dal 1988 e fin da quegli anni, quindi dai primi anni 80, si è attrezzata per l'accoglienza delle persone con disabilità, quindi con l'abbattimento delle barriere architettoniche attraverso delle passerelle che arrivano fino ad un'area solarium dove possono essere ospitate le persone con problemi di deambulazione, fino ad arrivare alla battigia dove c'è la possibilità di accedere alla balneazione attraverso l'utilizzo di ausili quali la sedia job. Quest'anno abbiamo la possibilità anche di avere una sedia job per bambini, che è l'ultimo prodotto che ci è stato offerto dai nostri fornitori di ausili. In questo punto spiaggia abbiamo la possibilità anche di far utilizzare, di mettere a disposizione un pedalò con dei comandi manuali che può essere utilizzato dalle persone con problemi di paraplegia. Oggi la presentazione di una terza edizione, fino al 10 settembre Mare per tutti, ma quanto è fondamentale la comunicazione da questo punto di vista? Sì, è importante che questi servizi vengano conosciuti. Ritengo che l'operato della cooperativa che ho l'onore di rappresentare sia abbastanza noto nell'area cittadina e metropolitana, tant'è che abbiamo avuto l'onore di essere scelti proprio dall'ANNIC, dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, per la realizzazione di questo progetto, Un mare di emozioni. È importante che tutti conoscano, perché è importante che le persone con difficoltà di deambulazione abbiano la possibilità di accedere al servizio, quindi tante più persone hanno modo di conoscere l'esistenza di questo servizio, tanto più noi siamo felici, perché il nostro progetto di inclusione nato negli anni '80 significa che ha la possibilità di svilupparsi ulteriormente. Consideriamo che in quegli anni per alcune persone portatrici di disabilità era veramente un'utopia arrivare fino alla battigia. Una grande opportunità per chi ha delle grosse difficoltà a recarsi al mare, soprattutto perché ti ritrovi tutto servito e quindi per noi è molto più semplice, perché uno che va al mare si deve portare ombrelloni, sdrai, sedie, ma per chi ha problemi di deambulazione non lo può fare. Lei da quanto tempo è che non veniva al mare? Circa 9 anni, quando ho subito un infarto e quindi non potendo portare i pesi dovevo rinunciarci. Però qui avete creato anche nuove socialità, quindi anche questo è importante. Sì, siamo un bel gruppo che ci siamo conosciuti grazie all'ANNIC, quindi serve anche per socializzare, soprattutto per socializzare. Iniziativa lodevole, quindi ci tenevo ad essere presente in relazione a un'ospitalità in spiaggia promossa da un'associazione che offre ogni giorno più di 40 postazioni per persone con difficoltà e un'accessibilità piena, totale ai servizi di spiaggia, e quindi sia in relazione all'infrastrutturazione, perché rende accessibile la spiaggia da parte delle cooperative che operano nel tessuto e nel territorio del cittadino, in particolar modo al Poetto, sia l'associazione che promuove questa iniziativa da 3 anni è un elemento che fa bene alla città. Sindaco, gli innumerevoli impegni l'hanno vista anche protagonista del Pride dei giorni scorsi, ma soprattutto una città che pian piano si sta risvegliando, lo possiamo dire? Me lo auguro, un po' sarà la primavera e poi l'estate che generano solitamente un risveglio, e stiamo già iniziando a programmare anche le attività culturali di spettacolo per l'estate. Ovviamente, non essendoci stata una programmazione, non è pensabile organizzare chissà che cosa, ma insomma dare
un avvio alla stagione estiva con anche eventi di cultura e spettacolo che possano arricchire per le cittadine e cittadini e per i turisti l'estate cagliaritana. In questo contesto non posso non chiederle cosa le piacerebbe cancellare dalla sua agenda con la scritta fatto. Beh, tantissime cose, non basterebbe un'agenda probabilmente, servirebbe un quadernone infinito. Sia Scout, associazione che opera nel mondo delle diverse abilità, conclude la sua 3 giorni di sport, eventi, incontri, dibattiti, il tutto svolto a Torre Grande nella piazza antistante la Torre. Con la Federazione Nuoto Paralimpico e la FISDIR da anni collaboriamo affinché questo sia il messaggio che deve passare e quest'anno per noi è un anno storico perché oltre alla Coppa del Mondo Olimpica di Golf Aranci, il Mondiale Juniores ad Alghero, la Coppa del Mondo Paralimpico a San Teodoro e il campionato italiano che si farà sia a Oristano che a San Teodoro, il risultato che ottiene il nostro obiettivo che è il nuoto è solo uno. Ci sono molte associazioni che lavorano in questo campo o c'è difficoltà a reperire un po' il materiale umano? No, sono molte associazioni, tra l'altro con la FISDIR in Sardegna il numero è quasi da record, sono 37 associazioni e il numero di istruttori, non mi piace chiamarli volontari perché sono istruttori qualificati che hanno un ruolo determinante è importante. Qua oggi lo dimostra, ci sono oltre una ventina di operatori che collaborano alla riuscita dell'evento e questo è molto importante. Prossimi appuntamenti? Prossimo appuntamento per la Federazione Italiana Nuoto è il Mondiale Juniores ad Alghero e poi col nuoto paralimpico la FISDIR, la Coppa del Mondo Paralimpica a San Teodoro e il campionato italiano con FISDIR che va a chiudere il circuito nazionale. Carmen Mura, ormai Oristano sta diventando una tappa per la vostra federazione, sta diventando una tappa obbligatoria. Adesso siamo qui a Torre Grande, giorni dietro eravamo da un'altra parte, fra un po' a settembre ci saranno i campionati di ippica, quindi insomma sta diventando un centro, forse perché è comodo ma perché c'è anche, mi sembra di capire che c'è un grosso fermento, una grossa attività. Ma quello sicuramente, Oristano a parte geograficamente si presta perché è al centro della Sardegna, ma comunque abbiamo delle società FISDIR, un supporto che ci mette nelle condizioni di organizzare degli eventi nazionali di una certa caratura. Oggi, a parte i 3 giorni di festa, di tutto, dell'inclusione di tutto quanto, ma oggi questa cosa del mare aperto queste gare sono fenomenali. Cioè stiamo riportando, gli stiamo ridando un valore vero a questi ragazzi. Ma assolutamente sì, noi abbiamo proprio Sea Scout, la società organizzatrice, l'anno scorso ha organizzato il primo proprio campionato italiano FISDIR in assoluto. Quest'anno si è riproposta e abbiamo anche il settore agonistico che diciamo che è il livello più alto degli atleti e questo per noi è motivo di orgoglio sicuramente. La cosa che mi piace perché bisogna anche prendere un po' i momenti caratteristici, quel ragazzo che è partito, ha fatto i primi 20 metri, poi si è girato a esultare perché era troppo contento che stava gareggiando. Beh, loro la gara la sentono e la vivono proprio da atleti, poi queste esternazioni così, sentire il pubblico che li incita sicuramente li stimola maggiormente ed è giusto anche che abbiano questi momenti. È un bel traguardo questo del nuoto in acque libere perché insomma, è impegnativo anche per i cosiddetti normodotati che poi ci sarebbe da discutere. Assolutamente, nuotare nelle acque libere come abbiamo visto oggi, raggiungere una boa che poi è una boa, non c'è null'altro, è qualcosa che impegna cognitivamente tutti gli atleti, quindi anche da questo punto di vista è fondamentale che i nostri atleti della FISDIR possano, buoni nuotatori, realizzare questo percorso. Sono molto soddisfatto tra l'altro della qualità degli atleti che finora sono entrati in acqua, sia del settore promozionale che di quello agonistico. Abbiamo avuto già la gara dei 1500 metri, dei 1000 metri, poi c'è stata la gara dei 150 riservata al settore promozionale, adesso ci aspettiamo l'ultima gara che sono i 500 metri. Devo dire che bella manifestazione, non è uno scherzo, noi l'anno scorso eravamo qui per i campionati italiani, questa è una tappa dei campionati italiani, poi torneremo in Sardegna a settembre per la fase finale e devo dire che il movimento sta crescendo e in maniera
come dire, tra virgolette potremmo definire esponenziale, sia dal punto di vista del numero che della qualità, e di questo sono molto soddisfatto. Grazie a voi per l'impegno. Ma no, noi dobbiamo ringraziare gli atleti, le famiglie, i tecnici, le società, i dirigenti. Qui abbiamo Carmen Mura che è la nostra delegata regionale, che è persona stupenda, e noi dobbiamo solo mettere a disposizione di questo sistema la possibilità da parte di tutti quanti di esprimersi al meglio, quindi non c'è da ringraziare, siamo noi che ringraziamo tutti loro. La facciamo così, buon lavoro. Grazie, grazie e buona estate a tutti quanti. Grazie mille. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. L'hai sempre saputo, ogni grande avventura ha il suo supereroe. Viaggia verso mondi favolosi, con nuovi poteri straordinari. Nuova Vitara Hybrid è qui, supereroe ogni giorno. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valerio, il Demo Day del Crea di Unica è un po' la sintesi di quella che è una sfida per gli atenei, essere attivi, partecipi, promotori sul territorio di una nuova imprenditorialità, legata ai giovani talenti, legata alle nuove generazioni, legata anche a quel genere di partite che si giocano trasversalmente ai continenti, ai confini, anche ai luoghi comuni. Siamo col direttore generale del CINEC, un consorzio interuniversitario che si occupa di tante cose. Sì. Adesso lei è a Cagliari per il Demo Day.
Diamole un significato molto divulgativo a questa sua presenza. Beh, intanto noi siamo come Cineca impegnati tutti i giorni a dare sostegno a tutti gli atenei consorziati su tutte le loro iniziative. Quando un'iniziativa è così importante perché accompagna i giovani a costruire attraverso l'innovazione dei percorsi di imprenditorialità, siamo ancora più contenti, e quindi ecco perché la nostra presenza anche fisica per sostenere l'Università di Cagliari e il CREA nel loro impegno costante affinché innovazione non sia soltanto una moda, non sia soltanto un'idea astratta, ma possa sui territori diventare occasione di nuovo lavoro e impresa per i giovani. Ecco, in questo Demo Days ci sono 15 investitori di profilo internazionale, aziende che quotano e vengono quotate, tutta una serie di iniziative. In questo senso Cagliari e la Sardegna, il CREA e l'Università del capoluogo regionale hanno una spinta molto importante. Quale deve essere l'operazione da non fare in questi casi di innovazione tecnologica spinta, mobilità sostenibile, il green che tanto impazza? La Sardegna da sempre è un ecosistema dove l'innovazione e la tecnologia hanno trovato spazio anche di grande rilevanza internazionale, quindi contiamo che l'Università di Cagliari, il CREA, gli investitori presenti riescano di nuovo a esplorare le possibilità e costruire percorsi dove in Sardegna si faccia innovazione e tecnologia. Gli ambiti sono tanti, dal cambiamento climatico e quindi alle tematiche che hanno a che fare con l'ambiente, a quelle più nuove dell'intelligenza artificiale, del supercalcolo. Sono tanti gli ambiti dove gli studenti, il CREA, l'Università di Cagliari possono cimentarsi e possono quindi dimostrare agli investitori cosa sono capaci di fare, e non vediamo l'ora anche di vedere quali sono le proposte dei ragazzi oggi. Maria Chiara Di Guardo, direttore del CREA di Unica. Professoressa, sono tanti gli ambiti dove il talento, l'intuizione, insomma questa fantasia delle nuove generazioni con le start-up può avere credito e, come dire, cercare nuove strade per andare avanti. Quali sono i temi più forti? Tutti dicono ad esempio mobilità sostenibile, ma poi la lista è lunga. Qual è? La lista è molto lunga, noi in particolare all'interno di questo progetto, la CTE, la Casa delle Tecnologie Emergenti, guidata dal Comune di Cagliari, dove dentro sta svolgendo la sua attività l'università, ci stiamo concentrando su tutte quelle che sono appunto le tecnologie emergenti, le tecnologie del futuro e quelle che ci supporteranno nei prossimi anni per lo sviluppo, e in questa dimensione aiutiamo le start-up che vogliono investire in questa direzione a diventare più forti, competitive, crescere, diventare vere imprese che possono conquistare il mondo. Ecco, conquistare il mondo, ma qual è l'obbligo del domani? Tra un'ora cosa possono fare per diventare competitive e mettersi in mostra per gli investitori? Queste sono delle start-up che hanno seguito il nostro programma di accelerazione, hanno lavorato 4 mesi all'interno del CREA, supportate dalla rete di mentor, formatori e anche docenti universitari che hanno messo a disposizione la loro conoscenza. Sono cresciute, sono pronte ad entrare sul mercato, alcune anzi sono già sul mercato. In quali territori? In tutti i territori abbiamo alcune start-up che sono nate in Sardegna, alcune sono nate dentro il nostro Contamination Lab, altre invece hanno riconosciuto in Cagliari un'opportunità di sviluppo e hanno pensato di entrare nel nostro programma di accelerazione. Sono 8 stasera, ci sono 15 investitori nazionali e internazionali, da ora in poi correranno con le loro gambe. Ecco, 8 start-up, 8 temi differenti, oppure si sono uniformati verso quello che può essere il trend del momento, appunto la mobilità sostenibile, le politiche green, piuttosto che l'intelligenza artificiale. Quali sono, come dire, i campi da gioco? I campi sono molteplici, tutti concentrati sulle nuove tecnologie, dall'agricoltura intelligente alla creazione di indoor farming per la produzione di fiori, al monitoraggio dei mezzi di trasporto, una serie di opportunità legate appunto all'applicazione di nuove tecnologie. Valerio, tra i 15 investitori presenti al Demo Day curato dal CREA di Unica, anche un'azienda, un'impresa, gente che sfida, sfidante, che arriva da Campobasso. Michele Cermele. Dottor Cermele, qual è il senso di voi che siete qui a dire a queste start-up il futuro, proviamo a disegnarlo assieme? Beh, allora, noi veniamo fin qua perché le start-up dobbiamo cercarle dove crescono
e con questo programma delle case delle tecnologie troviamo start-up che crescono in 13 città diverse d'Italia e dopodiché quelle che sono più promettenti cerchiamo di sostenerle e farle entrare nel nostro network. Ecco, cosa ha trovato qui a Cagliari? No, ho trovato diversi ragazzi volenterosi, alcuni operano nel settore in cui il fondo a cui do una mano, che si chiama Proximity Capital, presta più attenzione, altre in settori che non seguiamo, ma ciò non significa che non meritano un accompagnamento, un incoraggiamento tutti. Colui che ha la responsabilità scientifica dell'intero progetto, un progetto che mette assieme tematiche attualissime, dall'intelligenza artificiale alla mobilità sostenibile. Professore, qual è il cuore di questo progetto e perché va a Damma sicuramente? Allora, noi mettiamo assieme le competenze nel settore del digitale con diversi gruppi di ricerca dell'università, principalmente afferenti al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Elettronica, che sono importanti per realizzare tanti servizi per le smart city, quindi per gestire al meglio la mobilità, per gestire l'energia, il consumo energetico negli edifici, per fare un sensing ambientale di cosa sta succedendo in un certo contesto, ma anche, molto importante, realizziamo anche contenuti immersivi per poter visitare a distanza degli ambienti che altrimenti non sarebbero fruibili da persone che o per qualche motivo non si possono recare o perché questi siti sono difficili da visitare. Per esempio abbiamo anche acquisito gli spazi chiusi dell'Università di Cagliari che possono visitabili tramite dei display montabili che sono usabili per vedere ambienti 3D che sono possibili da fruire anche per persone che appunto non possono recarsi per visitare questi spazi. Ecco, quindi 15 investitori, oggi il Demo Day è un po' come dire la finalissima di un percorso abbastanza lungo. A suo modo di vedere, tra le start-up oggi ce ne sono 8 se non sbaglio, ecco, tra queste start-up c'è qualcuna che ha, come dire, quel dentino in più che fa il centimetro di differenza? Beh, allora sono tutte delle start-up che hanno veramente in questi mesi sono cresciute e hanno messo a fuoco meglio i propri obiettivi e hanno potuto approfittare delle competenze tecnologiche, competenze di accompagnamento verso il mercato, realizzazione di un business plan, quindi non mi sentirei di dire una migliore dell'altra, ci sono da quelle che si occupano dell'ambiente a quelle che si occupano delle smart city, sono tutte delle aziende dove gli imprenditori hanno dimostrato veramente di essere dei validi imprenditori, poi chiaramente il successo lo determinerà il mercato, per cui non possiamo noi dire quale sarà e lo farà sicuramente. E oltretutto mi viene da dire anche una cosa, che poi l'idea che parte adesso non sarà quella idea vincente sicuramente, perché poi va a evolvere, cambia in funzione del network e poi della risposta del mercato. Insomma, 30 lode a tutti. Sì, lo diamo perché se lo meritano tutti. Innovazione, tecnologie legate al futuro. Per il sindaco del capoluogo che sensazione è? Ma innanzitutto veniamo da un passato dove dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, delle reti, dei siti web e del patrimonio anche di intrapresa economica nell'ambito del nostro territorio sull'innovazione tecnologica, la Sardegna, Cagliari hanno avuto una rilevanza nazionale e internazionale. Questo è un percorso che invece insieme all'università, a tanti altri soggetti, il Comune di Cagliari vuole intraprendere in particolar modo con uno sguardo rivolto al futuro, perché dalle start-up, dai neonati di impresa si possano invece affermare occupazione, sviluppo e miglioramento grazie all'innovazione tecnologica per tutti i servizi e la qualità dei servizi pubblici erogati alle cittadine e cittadini. Qual è l'auspicio, l'in bocca al lupo del sindaco di Cagliari a queste start-up, a questi start-upper giovani che hanno talento, che si stanno sfidando e vorrebbero essere sfidanti per mercati molto competitivi? Che nel Comune di Cagliari troveranno un'istituzione disponibile, attenta al loro sviluppo, e a loro l'augurio di poter da nascituri poter invece percorrere un cammino di crescita, di sviluppo, di occupazione e di base solida e di radici ben piantate nel territorio sardo, isolano e nella nostra città. Dov'è finito tutto l'amore? L'amore che dava un senso al lavoro e un sapore a ogni cosa. Le parole d'amore e il coraggio di amare, che fine hanno fatto? Forse ci siamo stancati di amare o abbiamo perso il controllo? Perché non guidiamo più con amore? Perché?
Toyota Hybrid. L'amore per la guida dipende solo dall'auto. Sei pronto a scoprirlo? Prenota il tuo Hybrid Love Test Drive su toyota.it. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il CTM ha presentato il servizio estivo che rafforza così l'offerta per il TPL e il trasporto pubblico locale. Con Night and Day, la linea 1 già tratta portante della città, fornirà un servizio notturno, la 1N, per tutta l'estate. Grazie alla sinergia tra il CTM e l'assessorato regionale ai trasporti, un completamento di linee e mezzi già operativi da Semini a Flumini di Quartu, per una mobilità sostenibile al passo coi tempi. Siamo molto soddisfatti perché i nostri mezzi effettivamente sono letteralmente presi d'assalto, voi probabilmente per la scarsità di parcheggi intorno al Poetto, ma voi per la comodità di scendere a ogni fermata senza dover appunto perdere periodi di tempo lunghi per la ricerca del parcheggio. Ecco. Ci ha concesso fino al 30 di settembre per proseguire questo servizio indispensabile, credo, per i nostri ragazzi, per portarli nei luoghi di divertimento. Una CTM che affronta anche la cantieristica di Cagliari e non solo in modo impegnativo. Gioco forza, però il vantaggio dei nostri mezzi è che viaggiano su gomma e quindi diciamo, non sono vincolati a delle linee fisse, ma possono quindi agevolmente adattarsi alla conformazione nuova del territorio. Diciamo. Direttore, possiamo dire una CTM in prima linea sui trasporti con la presentazione di Night and Day per l'implementazione estiva? Abbiamo creato una campagna accattivante che va a incentivare la fiducia verso i mezzi e rendere evidente quanto sia più comodo prendere un mezzo pubblico piuttosto che andare a immergersi nel traffico e impazzire per trovare un parcheggio, sia di notte, quindi con i giovani, rivolte ai giovani, ed è veramente importante, fiducia ai ragazzi ma anche alle ragazze che possono viaggiare in assoluta sicurezza. E la mattina invece, per esempio, incentrata sul Poetto Express, dove c'è una turista che con assoluta disinvoltura utilizza l'app disponibile, va a validare con un nostro
verificatore che è entusiasta di questo atteggiamento civile e rispettoso e comodo. La Regione sicuramente supporterà questa tipologia di servizio perché è importante che i giovani, per questioni anche di sicurezza, possano tornare a casa utilizzando il trasporto pubblico. Una città cantierata che comunque cerca di gestire nel migliore dei modi, anche col trasporto pubblico, la viabilità. Sì, assolutamente, sicuramente una riduzione della domanda di mobilità sul fronte dell'auto privata può aiutare anche nel fronte della gestione dei cantieri, quindi il trasporto pubblico va in questa direzione. Nella sua agenda di impegni il primo che vorrebbe cancellare con la scritta fatto? Forse la sorprenderò perché sicuramente l'attenzione della stampa va molto per i collegamenti aerei, ma sicuramente c'è una questione, quella della riforma del trasporto pubblico, che è molto complessa e quindi vorremmo proprio mettere fatto, perché dalla riforma del trasporto pubblico può derivare anche l'incremento delle risorse che la Regione può mettere nei servizi. Fin quando non si fa la riforma comunque abbiamo la spesa molto vincolata, quindi sicuramente questa è una delle cose che mi piacerebbe portare a casa, sarebbe assolutamente un ottimo risultato. Il prefetto di Oristano, dottor Salvatore Angeli, ha convocato una riunione in prefettura dedicata all'esame delle principali problematiche che interessano la sanità della provincia. All'invito hanno aderito le massime autorità regionali e provinciali del settore. I sindaci mi avevano consegnato un documento prima delle elezioni regionali in cui lamentavano delle gravi criticità della sanità. Li ho ricevuti e ho promesso una riunione. Non è stato possibile né era corretto farlo prima perché eravamo nel momento della campagna elettorale. Quindi sarebbe successo tutto. Sì, non era possibile, però adesso c'è un nuovo governo regionale e quindi io ringrazio l'assessore alla sanità regionale perché ha accettato il nostro invito e viene qui a discutere delle problematiche della sanità. Voi come prefetti avete ricevuto degli ordini dall'alto di queste cose oppure è un'iniziativa vostra? No, non c'è nessun ordine. Nell'ambito di un recente comitato ordine e sicurezza pubblica, però il sindaco di Mogolo, a nome di tutti i sindaci della compagnia, ha rappresentato che la problematica maggiormente avvertita sul territorio è quella della carenza dei medici di medicina generale. Quindi oggi voi vi proporrete come coordinatori, ma ascolterete anche quelle che sono le istanze e le possibili soluzioni che vi verranno proposte? Sì, noi abbiamo convocato tutti i soggetti interessati e in qualche modo competenti per trovare delle soluzioni. Non siamo noi competenti per trovare le soluzioni, possiamo fare delle proposte limitate a quanto alle nostre capacità tecniche, che sono comunque limitate, possiamo coordinare, ma le proposte non vengono da noi. In primis, per quanto riguarda lo Stato, è importante che si risolva il problema del carcere di Massama. Quali sono i problemi che lei cercherà di mettere di fronte all'assessore? Ma guarda, io con l'assessore ho già parlato, quindi conosce già quelle che sono le criticità di questo territorio, ma anche alcune eccellenze, diciamoci le cose come stanno. Con i sindaci questo rapporto non è mai mancato, conoscono le oggettive difficoltà della gestione di un territorio nel quale i medici di medicina generale purtroppo mancano. Io rivendico con forza l'attuazione del progetto ASCOT, che è l'unico attualmente in grado di arginare questa mancanza oramai diventa quasi storica, stiamo parlando di quasi un decennio. E quindi la mancanza di medici di medicina generale, ma anche di guardie mediche piuttosto che di specialisti, è chiaro che determina all'interno di una comunità, di una qualsiasi comunità, una sofferenza, perché il comune cittadino non si sente protetto sotto l'aspetto sanitario e quindi il presidio di salute è il mio primo obbligo e io ho fatto quello che era nelle mie disponibilità. Peraltro posso anche dire che l'offerta sanitaria dell'ospedale sta piano piano aumentando, voi ne siete anche testimoni perché più volte
avete partecipato ad alcune nostre ad alcuni contesti, insomma, nei quali abbiamo descritto i miglioramenti in atto. Ci sono criticità anche in quel versante, perché oggettivamente alcune specialistiche anche ospedaliere mancano, radiologi per esempio. Il pronto soccorso più o meno stiamo riuscendo appunto a riportarlo, non dico a livelli pre-Covid, però in una situazione nella quale si può parlare anche di accettabilità delle prestazioni. Mancano ancora internisti, il lavoro che stiamo facendo è oggettivamente costante. I sindaci ritengo che siano contenti di quello che l'azienda porta avanti. La politica oggi cosa vuol dire in questo tavolo, in mezzo a tutti questi esperti, tutti questi che proporranno chissà quali bacchette magiche? Sicuramente, viste anche le problematiche che affliggono la sanità oristanese, ma la sanità regionale in generale, è indispensabile confrontarsi con i territori nell'elaborazione delle soluzioni. Noi in questi anni non abbiamo mai mancato di ascoltare i territori, recepire, cercare di mettere a terra tutte le proposte che ci sono state avanzate, e così vogliamo continuare a lavorare. Io sono sicuro che oggi, sia durante l'incontro di stamattina con il prefetto, ma soprattutto anche l'incontro di stasera con i cittadini nel Terra Albese, riusciremo ad avere da coloro che interverranno, di coloro che parteciperanno, tutta una serie di interessantissimi contenuti che lavoreremo per discutere, elaborare, mettere dentro quella che sarà la nostra proposta per risolvere le problematiche della nostra sanità. Di questo ne sono sicuro. È una giornata importante quella di oggi, anche per renderci conto in maniera più diretta, soprattutto dai diretti interessati, quali siano le criticità che in parte già conosco. Sono già venuto a Oristano nell'ospedale qualche settimana fa, si conoscono le criticità, a mio parere in parte, forse in gran parte dovute anche a una carenza di un'organizzazione ottimale. Sicuramente i medici mancano, ma quelli che ci sono non sono ottimizzati anche nella distribuzione territoriale, perché questa è una realtà. Per quello che ho potuto capire come visore esterno, lasciamo stare l'assessorato, ma come visore esterno che ha fatto un giro per la Sardegna un po' in tutti i contesti territoriali, che si può fare molto. Bisogna avere le idee chiare di quella che è la richiesta sanitaria delle specifiche popolazioni, quindi degli specifici territori, e qual è l'offerta che le varie ASL con tutte le strutture territoriali sanitarie possono dare per soddisfarla. Ripeto, una criticità forse importante è quella della non corretta distribuzione del personale, che va anche motivato chiaramente. Ci sono territori che voi sapete meglio di me sono privi di un'assistenza medica che va certamente colmata, ma per far questo bisogna motivare i medici. Bisogna anche in un certo senso renderli contenti del lavoro che fanno, quindi questo non solo dal punto di vista economico, che chiaramente pesa, ma anche dal punto di vista di qualità del lavoro che poi dovranno affrontare. Quindi io sono ottimista che si possono fare molti cambiamenti costruttivi, chiaramente con la collaborazione di tutti. Qui siamo al di fuori delle correnti politiche, si parla di sanità e quindi la sanità significa servizi ai cittadini, la pelle, come lei giustamente dice, quindi bisogna rimboccarci le maniche un po' tutti. Da parte mia c'è la massima disponibilità ad ascoltare e soprattutto a cercare di trovare insieme le soluzioni giuste. Ci sono territori chiaramente più in sofferenza, ma l'attrattività è uno dei principali problemi. Cioè, anche se noi in alcuni ambiti apriamo per esempio concorsi per il reclutamento dei medici, pensiamo agli specialisti, in molti non partecipano e molti concorsi vanno deserti. Dovremmo chiederci perché. Anch'io avevo fatto una proposta tempo fa in questo senso di allargare anche agli specializzandi che possono essere contrattualizzati per coprire certi posti, oggi si può fare. Un punto critico su cui intendo confrontarmi anche con i rettori, quindi con le due università di Cagliari e Sassari, è quello dell'allargamento della rete formativa, perché l'allargamento della rete formativa permette di coprire esigenze di personale anche nelle strutture periferiche, contribuendo appunto alla formazione. Cioè oggi non si può pensare più che un medico si possa formare solo nel contesto all'interno di una struttura universitaria. Anche uscire fuori sul territorio a prestare servizio è formazione, quindi bisogna secondo me lavorare anche in questo senso. Se i rettori, se l'università ci darà ascolto, secondo me parte delle carenze di personale potrebbero essere soddisfatte e risolte.
Ci sono diversi approcci che devono essere messi in campo, io ne avevo segnalati alcuni. Il problema è multifattoriale, non si può pensare che un'azione risolva il problema. Deburocratizzazione del lavoro, incentivazioni economiche, pensiamo anche per esempio alla possibilità che questi colleghi in alcuni territori possono avere uno studio a disposizione dove magari non devono pagare un affitto, possono avere un supporto amministrativo. Molti di questi colleghi spendono il 30-40% del tempo a fare ricette o certificazioni, quindi pensate a un supporto amministrativo consentirebbe di fare più visite, di soddisfare di più le esigenze territoriali. C'è anche la possibilità, e questo ho potuto toccare con mano, che molti colleghi, anche pensionati, sarebbero molto felici di ritornare nei propri paesi, nei propri territori a fare il medico di medicina generale, magari part-time. Ci sono possibilità appunto di reclutare specializzandi nelle specializzazioni di medicina interna, se volessero anche temporaneamente svolgere un ruolo in questo senso. C'è la proposta iniziale che avevo fatto, che era un'interlocuzione che è stata molto criticata, ma non c'è stata una controproposta, di quella di aprire la possibilità di fare delle scuole di specializzazione, cioè far specializzare i medici di medicina generale in varie branche mediche. Questa è una cosa che, ripeto, in Europa si può fare. Legge 36/2005 CE. È possibile fare specializzazioni part-time, poi ci sarà chi ci mette 12 anni, chi 5 anni, chi 6 anni, dipende da se un medico di medicina generale vuole imparare a suonare il sassofono, può iscriversi al conservatorio. Se vuole imparare a fare il cardiologo, può frequentare in qualche maniera online, facendo i dovuti esami, perché nessuno regala nulla, ma ci sono persone in grado di studiare anche 24 ore al giorno se lo vogliono, cioè non è un obbligo, ma chi decide e che è motivato a volerlo fare, perché precludere una strada di questo tipo? Secondo me si può percorrere, ma non perché me lo sono inventato io, perché in Svezia, in Norvegia, in tanti paesi della comunità europea questo si fa. Questo mi piace ricordarlo, io ho avuto come tutor all'Istituto Tumori di Roma un oncologo che il pomeriggio faceva il medico di medicina generale, quindi una volta era possibile, oggi non più. Allora è chiaro che non è che l'assessore si alza e decide cosa fare, tutto quello che sarà fatto in assessorato della salute sarà certamente condiviso con tutti gli stakeholder e soprattutto con chi è che deve lavorare sul campo, quindi si prenderanno, si faranno tavoli, si discuterà con le persone. Oggi è una di queste possibilità, per esempio si vedrà quali sono le esigenze di tutti e poi noi faremo la nostra parte dal punto di vista normativo. Un'opinione, un parere, ma questa situazione c'è possibilità che prima o poi venga risolta positivamente, perché stavamo parlando, come avevo detto prima, della pelle, non è un problema di soldi, è un problema di gente che non si cura, non ci sono... Esatto. Sì, io penso di sì, perché ripeto, con il supporto e l'aiuto di tutti, perché non è che una persona sola può cambiare un sistema, però ripeto, da tecnico, perché io anche quando sono stato cooptato per fare il sottosegretario di Stato nel primo governo Conte, ero un tecnico, cioè io sono stato preso in quanto tecnico, in quanto persona che ha avuto anche un'esperienza di lavoro importantissima in paesi stranieri dove la sanità pubblica funziona a livello ottimale. Quindi io non mi sto inventando niente, sto cercando di applicare in Sardegna le esperienze e i modelli che io ho già vissuto in altri contesti. Parlo della Svezia. Stati Uniti non fanno testo perché è un'altra situazione, però in Svezia il sistema sanitario pubblico funziona benissimo e ci sono modelli che bisogna applicare. Fra tutti, e ve lo anticipo, è quello delle mission degli ospedali. Ogni ospedale bisogna capire cosa deve fare e la mission, cioè lì dove c'è l'eccellenza, significa che quella struttura ospedaliera deve poter erogare prestazioni in quel contesto che siano allo stato dell'arte. Cioè le stesse prestazioni che il paziente riceverebbe all'Istituto Tumori di Milano, allo IEO, all'Humanitas, eccetera. I protocolli esistono per quello. Allora, una delle cose che secondo me ha contribuito a distruggere, a mettere in difficoltà la sanità è che tutto fanno tutti e fanno tutto male. E questo è il problema. Allora bisogna cercare di ridare le mission e le competenze a ognuno, creando delle reti per patologia dove ci sarà il centro di riferimento che si occuperà di risolvere i casi complessi e le strutture periferiche
legate al centro di riferimento che faranno per quella patologia delle prestazioni sanitarie meno complesse, quindi più semplici da fare, ma che devono parlare la stessa lingua, cioè devono essere messi in rete, fare reti per patologia. Questo è importante. Obiettivamente una cosa di questo genere che tempi potrebbe avere? Cioè quando potremo cominciare a essere curati di nuovo? Beh, questo è, allora ripeto, questo è un problema che richiede modificazioni strutturali, medio-lungo termine. La storia lo insegna. La libertà. Per lei sei disposto a cambiare strada. La insegui ovunque, per mare e per terra. Tokyo Kita! Il tuo viaggio continua con la serie FX Shogun, ora in esclusiva su Disney Plus e in tutte le concessionarie Suzuki. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. Unchain my heart, set me free. E nei nostri percorsi di Panorama Sardo oggi visitiamo il Cagliari International Wine and Food Festival, un'ottava edizione.
il patron e organizzatore col suo staff Mario Bonamici. Un'ottava edizione all'insegna anche della collaborazione col Distretto Bio. Sì, siamo molto contenti perché questa manifestazione qua, che arriva come hai detto tu all'ottava edizione, è sicuramente un crocevia dell'estate, perché ogni anno migliaia di visitatori vengono a trovarci. Quest'anno siamo molto contenti di avere questa importante partnership con il Distretto Sardegna Bio, con l'Associazione Nazionale Produttori di Sardegna Bio, nonché i vari patrocini che ogni volta ci accompagnano, che è il patrocinio della Regione Sardegna, del Comune di Cagliari, della Coldiretti, del Distretto Sardegna Bio, di Epure e della Fondazione di Sardegna. Noi siamo assolutamente contenti, abbiamo un sacco di stand tutti interessanti, piccole cantine, piccoli produttori, artigiani, che poi è il cuore pulsante della Sardegna che ci piace. Avete abbinato anche un food interessante, si va dai taglieri agli arrosticini ma anche a delle novità sul pane. Sì, poca aroma ma di qualità, i taglieri classici, una proposta veg assolutamente, poi abbiamo la proposta totalmente sarda che sono gli hamburger di pecora e poi abbiamo una proposta dolce da parte del panificio Ferreri, vi consiglio di andare a provare. Sono tanti gli avventori, tanti wine lover che a Cagliari ma in tutta la Sardegna ormai vanno alla caccia di questi eventi. Ma quanto è impegnativo creare un evento del genere in modo che sia tutto ben pianificato? Noi impieghiamo un anno più o meno a pianificare tutto, quest'anno abbiamo avuto la fortuna di avere questa location meravigliosa nel cuore di Cagliari che è l'Exma, un centro culturale che non ha bisogno di presentazioni, che attira normalmente un sacco di persone. Noi siamo riusciti ad avere queste due date nel cuore dell'estate, quindi siamo assolutamente contenti, abbiamo fatto una gran promozione, una grande pubblicità, quindi ci aspettiamo un grande sconto di pubblico e sicuramente un altro fiore all'occhiello che offriremo al pubblico sono le masterclass che durante la 2 giorni si alterneranno, le masterclass sui vini. Adesso la prima sarà quella dell'olio, che vedrà come protagonista Antonello Ru del Giglio Agriturismo. E al Cagliari International Wine and Food Festival troviamo l'associazione Bio in Tour. Andrea Campurra, un'edizione straordinaria, grandi numeri ma soprattutto la vostra presenza. Sì, Bio in Tour è un progetto che abbiamo vinto come associazione dei produttori Sardegna Bio, un progetto che ha valenza nazionale. Questa è la seconda tappa, la prima si è svolta nel Lazio, un progetto finanziato dal Ministero che ci vede presenti in questa bellissima manifestazione, ormai appunto all'8ª edizione, con tanti produttori bio, quindi è aumentata la presenza del biologico in Sardegna come nel resto d'Italia, ma soprattutto è aumentata la qualità, quindi il biologico non più solo come sinonimo di diversità ma soprattutto di qualità. Un distretto bio che racchiude tante aziende ma veramente tante sinergie si sono create in questi anni. Assolutamente sì, sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto come distretto regionale Sardegna Bio. Abbiamo anche costituito insieme ad altre regioni la rete nazionale dei distretti biologici d'Italia. Mi onoro di esserne il presidente e qui ce n'è un bel esempio perché hanno voluto partecipare il distretto Bio Terre Marchigiane, il distretto della Lombardia, il distretto del Veneto, ma anche della Calabria e del Lazio. Insomma una forte sinergia per lavorare insieme, uniti, per andare a portare il biologico italiano in giro per il mondo. Si parte dal vino e poi il vino si arriva anche ai prodotti della nostra Sardegna. Voi cosa proponete oggi? Noi oggi proponiamo i nostri prodotti tipici sardi, salumi e formaggi, con dei taglierini con questi prodotti Villa Grande. Quanto è importante il chilometro zero ma soprattutto prodotti di qualità? Beh, il prodotto di qualità è molto importante. Diciamo che il chilometro zero c'è ma la qualità poi dopo supera il chilometro zero. Un'altra azienda sarda, voi arrivate da Lanusei, oggi a Cagliari, ma proponete una bella novità, ce la descrive? Sì, è una novità che nasce però dalla tradizione del pane sardo. Usiamo una sfoglia di pane carasau morbido o di pistocco di Lanusei morbida e andiamo a farcirla a piacimento. Con la versione vegana utilizziamo solamente verdure e invece nella versione un po' più ricca mettiamo dentro del buon formaggio pecorino, delle patate e ovviamente un bel pezzo di salsiccia. Ha un nome questa novità, questa invenzione, possiamo dire così, questa creazione? Sì, ha un nome, è un rotolo di pane carasau, quindi il rotolo di carasau, però rientra all'interno di una proposta complessiva che si chiama caraseria, proprio da carasau,
Perché ci si interroga spesso sul fatto che vai in Emilia Romagna e mangi la piadina, mangi la pizza e pizzeria, noi abbiamo il carasau e da qui caraseria, semplicemente un modo per avere fantasia in una preparazione che utilizza una base di pane che è flessibilissima, versatilissima per poter fare questo tipo di utilizzi. Voi in questo festival proponete le lumache. Le lumache sono del nostro allevamento di Quartu Sant'Elena, siamo un allevamento in biologico, quindi lumache tutte sarde, finalmente, non qualcosa che arriva dall'estero, e quindi proponiamo una cosa diversa dal solito. Ecco. Avete proposte, le proponete col sugo? Col sugo, una tradizione diciamo nostra sarda, quindi classico, al sugo, piccante, e quindi diciamo una novità che mancava. Voi proponete un barbecue con prodotti sardi, carne sarda, ma le chiedo, gli arrosticini perché sono così accattivanti? Perché è un piatto comodo da mangiare da passeggio, il tipico street food, nasce una tradizione più che altro abruzzese, però noi vogliamo valorizzare la carne sarda e li proponiamo con la pecora nostrana, chilometro zero, pecora sarda. Ha mai contati quante ne ha offerto al pubblico nei suoi eventi? C'è un numero? C'è un numero, ma non si può dire per il fisco che poi... Dalle Marche in Sardegna, sempre col cappello del distretto bio, cosa proporrete qui oggi per i sardi? Beh, noi abbiamo una vasta gamma di prodotti che vanno dalla cosmetica ai cereali, quindi birra, vino, confetture, visciola, anche miele di coriandolo e miele di girasole, che so che in Sardegna difficilmente si producono. Praticamente abbiamo portato le eccellenze delle nostre Marche, perché nelle Marche comunque è nato il biologico. Durante questo evento incontriamo anche una conoscenza di panorama sardo e anche del contesto vitivinicolo. Parliamo di vernaccia, ma parliamo anche di altro oggi. Oggi parliamo anche di altro perché con il distretto Sardegna Bio, di cui sono direttore, abbiamo organizzato una masterclass per far conoscere la qualità degli oli della Sardegna a chi è venuto a trovarci qui presso l'Exma, assieme all'agriturismo Il Giglio in provincia di Oristano e alla sua titolare Antonella, esperta degustatrice di oli. Abbiamo fatto una panoramica di quelle che sono le eccellenze degli oli che si producono in Sardegna. Abbiamo visto le peculiarità di ognuna delle varietà più importanti e abbiamo fatto conoscere ai consumatori quelle che sono le differenze e il perché scegliere un olio di qualità e soprattutto biologico, perché oggi noi promuoviamo anche il biologico per il consumatore finale. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nuovo Toyota CHR. Scegli di distinguerti. Ogni scelta conta. Sinceramente tua. Gruppo Ena. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80.
La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Elisa Cosetti, unica tra le italiane in gara delle 12 specialiste internazionali. Elisa, pan di zucchero che vi guarda, i 100 anni di Porto Flavia, cosa c'è dietro questa follia che vi anima nel volare da 20 metri sull'acqua?
Beh, assolutamente sì, siamo qua per fare la gara, però in realtà essere in una location del genere è fantastico, anche solo arrivare alle piattaforme attraverso i tunnel è qualcosa di irripetibile, proprio ti fa sentire proprio in realtà la storia di questo posto, come hai detto tu, i 100 anni, ed è magnifico. Tu vieni da che zona dell'Italia e quanti anni hai e soprattutto perché hai iniziato a fare tuffi dalle grandi altezze? Io vengo da Trieste, quindi nord, e devo fare 22 anni fra qualche giorno in realtà. Tanti auguri. Grazie. E ho iniziato a fare perché ho visto, io già facevo tuffi normali, tradizionali in piscina, ho visto un'esibizione di tuffi dalle grandi altezze e mi sono completamente innamorata. Suerte, dicono i sudamericani. Sì, credo proprio sì. Franco Varese, organizzatore di Mar Meeting, una manifestazione che gira un po' dappertutto ed è approdata a Pan di Zucchero, a Porto Flavia. Intanto complimenti perché c'è dietro un lavoro mostruoso con la tua famiglia, papà Oreste, mamma Tiziana, sorella Francesca. Franco, questi tuffatori sono come dire un po' dei Robocop perché si entra in acqua dai 27 metri a 85 km/h. Cosa occorre per provarci? Serve una preparazione costante che devono avere durante tutto l'anno, soprattutto nell'off season, devono avere impegno, dedizione perché non è uno sport per tutti, è uno sport estremo e quindi il loro corpo deve essere preparato a un impatto e un urto di questo tipo. Quanti sono i tuffi che si possono fare al massimo in un giorno? Considerando che ci sono 2 tuffi di gara, possono durante l'allenamento fare 2 tuffi di riscaldamento e arrivare a un massimo di 4 al giorno nel periodo di gara, però non tutti i giorni durante la settimana perché sarebbe sconsigliato e creerebbe problemi. Da 27 metri è la piattaforma per i ragazzi, da 20 quella per le donne. Che tipo di velocità si raggiunge e soprattutto tutti si chiedono, non si entra di testa perché si rischia di ammazzarsi, è così? Sì, entrare di testa sarebbe davvero molto pericoloso perché si arriva a circa 85-90 km/h di impatto con l'acqua, quindi è come avere il cemento al posto dell'acqua, quindi non è semplice, infatti ne risentono spesso articolazioni di bacino, caviglie, colonna se non si entra bene, non si è allenati e non si ha un'ottima base muscolare. Com'è che siete approdati a Porto Flavia? Dopo 32 anni a furore non c'erano più le condizioni e cercavamo un posto altrettanto bello e unico a livello anche di impatto naturalistico e abbiamo avuto la fortuna di trovare Porto Flavia, di trovare un'amministrazione comunale che ci ha appoggiato in tutto per tutto e ha creduto nel nostro progetto e quindi siamo qui oggi. Grazie alla festa dei 100 anni, perché festeggia 100 anni Porto Flavia. Sì, in occasione della festa dei 100 anni secondo me questa è un'ottima celebrazione per questo tipo di anniversario. Marusai guida una comunità che si sta riproponendo con forza per esaltare quelle che sono le peculiarità del territorio. Porto Flavia, una perla di valore mondiale nell'archeologia mineraria, si festeggiavano i 100 anni e poi soprattutto quelle che sono le bellezze naturali, con un evento che è altrettanto internazionale, ha avuto una vetrina straordinaria. Adesso così a caldo, signor Sindaco, qual è il tipo di sensazione che lei prova anche a nome di tutta la cittadinanza? Confermo la sensazione di qualche mese fa quando abbiamo immaginato un evento di questo tipo. Si tratta di uno strumento di promozione turistica che non ha eguali. Portare persone professioniste che si occupano di questo settore da tanto tempo significa rilanciare il territorio e attraverso Porto Flavia anche rilanciare un intero settore che è quello del turismo minerario che già sta riscuotendo da tanti anni numerosi turisti, numerose presenze, ma che in realtà nasconde ancora un potenziale che è tutto da scoprire. Forse questa è la testimonianza più eclatante di questo potenziale. Ecco, un potenziale straordinario, tante peculiarità, l'abbiamo già detto, ma va ripetuto perché spesso nel programmare una stagione estiva di primo acchitto in primavera e di seconda battuta in autunno richiede visione. La municipalità porta a casa un ottimo risultato, ha incontrato una troupe nordcoreana, una troupe sudcoreana, avessimo anche i nordcoreani sarebbe un buon risultato per l'intera umanità. Quindi voglio dire, un evento di questa portata vi induce a fare ancora meglio. Ci sarà un Porto Flavia Mar Meeting 2025?
E naturalmente nei nostri auspici. Siamo convinti di poter partecipare anche per l'anno prossimo, di poter accogliere questa straordinaria iniziativa e siamo convinti anche di avviare un percorso che porterà Marmeeting a essere il punto di riferimento nella stagione del turismo minerario, che naturalmente arriva nel periodo di luglio con un evento di questo tipo e non fa che sperare bene per la nostra comunità. Noi siamo pronti e ci candidiamo anche per l'anno prossimo. Il centenario di Portoflavia è un luogo che per storia, per origini che sono di carattere sociale, economico, rappresenta per l'intera isola un punto fermo, se si vuole parlare di archeologia mineraria e di quel che hanno significato le miniere per il territorio e per lo sviluppo di questa zona. La costa è di straordinaria bellezza, io ho qui con me l'assessore allo sport del comune di Iglesias Vito Spiga. Assessore, che tipo di sensazione provate? Si festeggiano le 100 candeline, un secolo di vita di Portoflavia e arriva una delle manifestazioni più suggestive del mondo, i tuffi dalle alte distanze. Come si è combinato tutto questo? 100 anni fa nasceva Portoflavia, che è stato per noi e per i nostri antenati un balzo tecnologico notevolissimo, soprattutto per quella che era l'attività estrattiva e di trasferimento del materiale minerario. Dopo 100 anni è diventato un sito turistico, volevamo regalargli, per spegnere queste 100 candeline, un evento unico al mondo, i tuffi da grande altezza. Ecco, i tuffi da grande altezza con un contesto molto importante, 3 soli italiani tra i 24 in gara, 12 donne e 12 uomini, un contesto di tecnici, federazione, accompagnatori, dirigenti. Cos'è significato a questo punto promuovere per i 100 anni nella festa di compleanno di Portoflavia poter ospitare centinaia di persone? È stato per noi un lavoro di sinergia fortissimo, iniziato a settembre per quanto riguarda l'organizzazione del Marmeeting, che si è poi fuso con tutta l'organizzazione di questo giubileo, perché per noi i 100 anni iniziano a maggio 2024, finiranno a maggio 2025, proietteranno ovviamente, oltre che Portoflavia e Iglesias, su tutta una serie di eventi e di progetti ovviamente targati Portoflavia 100 anni. Ecco, la città è vivissima, è ricca di energie, è fertile, ci sono queste strade del centro storico praticamente uniche con gli ombrelli colorati, tappezzati di voglia di vivere da parte di tanti giovani. In che modo? Quali sono le altre iniziative che avete proposto? Da qualche anno a questa parte si è deciso di puntare tantissimo, soprattutto dopo l'uscita dalla pandemia, a rilanciare l'economia locale. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto investendo su delle iniziative che promuovessero il territorio in modo da creare un coinvolgimento anche locale per l'attività turistica. Abbiamo molti eventi musicali, anche quest'anno riconfermiamo il Disco Italia e soprattutto l'evento allo Stadio Montepuni con Achille Lauro. Insomma, tanti auguri. Grazie.
in collaborazione con Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.